Io ho il senso civico è una cosa che non deve mai abbandonarci, il volerci bene reciproco deve esserci, deve essere cosa che deve venire spontanea. Non si sente un eroe Simone Bonzio, 41 anni, veneziano, sposato con 2 figli, ma probabilmente il suo intervento è stato decisivo a salvare dall'annegamento una bambina di 5 anni circa in Rio dei Carmini. E ho sentito un tonfo girato l'angolo come se fosse caduto qualcosa in acqua. Quando cade qualcosa in acqua senti una persona poi comunque fa un tonfo. E è successo che mi giro e vedo queste 2 bambine che corrono impaurite, ho detto avranno buttato qualcosa in acqua e vedo qui un cerchiello che galleggia, guardo, tiro bene gli occhi e vedo sta bambina sotto il pelo d'acqua. Simone, che stava passeggiando assieme al figlio di 11 anni, non ci ha pensato 2 volte. Si è tolto le scarpe e si è tuffato in canale. L'ho presa da dietro per i vestiti, l'abbiamo tirata fuori dall'acqua e era tutta spaurita. Quando ho detto non dimenticherò mai quello sguardo, è vero, perché c'era proprio perso, era proprio in preda al panico, cara. E poi per quanto bassa era l'acqua lei non sarebbe riuscita a venire su perché si scivolava, c'era l'alga e quant'altro, era tutto un po' particolare. Allora l'ho presa, l'ho buttata a terra e poi è arrivato il padre, caro, che ha tutta la mia comprensione perché immagino la situazione, anche lui era sotto shock, anzi gli mando un abbraccio a tutta la famiglia, prima di tutto. E sono contento che questa cosa sia finita bene. Simone non sarebbe stato in quella fondamenta se recentemente non avesse perso il lavoro. Lui, che ha gestito anche un'attività propria, è pronto a voltare pagina, tanto che a giugno si diplomerà in amministrazione, finanza e marketing. Intanto però la notizia del suo salvataggio è arrivata fino a Cafarsetti. Sono stato contattato dall'assessore Costalonga che mi ha preannunciato che mercoledì sarò a Ca' Farsetti, grazie anche di questo, speriamo che sia l'apertura di una porta in questo momento così buio, una ripartenza.